mi è crollato il mondo addosso. È quello che ha provato Paolo Manzan quando, appena passata la mezzanotte, si è visto l'azienda in fiamme. Il rientro da una serata passata in serenità con la moglie Sonia e gli amici, poi la chiamata della cognata che lo avvertiva delle fiamme che iniziavano ad uscire dalla struttura annessa alla casa di via Campagnola a Villorba, che tutti conoscono come nonno Andrea. Poi una corsa continua, dentro all'incubo, con i 6 estintori svuotati e l'arrivo immediato dei vigili del fuoco. Vorrei baciargli le mani perché veramente sono stati eccezionali. Eccezionali perché da subito sono arrivati prestissimo e poi hanno fatto di tutto veramente per riuscire a salvare la casa, che era la cosa più importante a questo punto qua. Una lotta durata tutta la notte, con 10 mezzi da Treviso, Montebelluna e Conegliano e una grossa autobotte dall'aeroporto, che ha salvato l'abitazione e l'area trasformazioni con tutti i macchinari. Completamente distrutto lo storico negozio e tutta l'area magazzino, con danni enormi coperti da assicurazione. E questa mattina, sotto la pioggia, in tanti sono corsi a portare la loro solidarietà a Paolo e alla famiglia, nuovamente colpita dopo la tragedia dell'agosto scorso, con la scomparsa della 12enne Maria Vittoria, stroncata in pizzeria a Spresiano da una reazione allergica al latte. Il sindaco di Povegliano, gli assessori di Spresiano, consiglieri da Villorba, ma anche colleghi imprenditori, oltre alla marea continua di clienti che hanno quasi intasato il traffico lungo via Campagnola. Tantissimo. Tutti i conoscenti si sono messi a disposizione, tutti quelli che mi conoscono si sono messi a disposizione. È un momento un po' così, ma insomma se si parla di strutture non si parla di salute, questo è l'importante. Quasi certamente un cortocircuito l'innesco del rogo che ha divorato quasi 30 anni di lavoro iniziato nel 91 con l'agriturismo, ma che non fermerà l'azienda. Ripartiremo al più presto possibile, proprio nel giro di qualche giorno, con una struttura mobile. È importante dare continuità, anche perché adesso abbiamo il Natale che si presenta davanti e per noi era un appuntamento importante, per noi e per tutti i nostri affezionate persone che vengono qui da tanto tempo. Però alla fine mia moglie mi ha detto: lo facciamo più bello di prima.